È ormai da un quinquennio che la Regione Veneto sta sviluppando un progetto di valorizzazione delle ville antiche, contemplando comunque anche gli edifici storici del Friuli Venezia Giulia, per un patrimonio di oltre 5.400 immobili, ma pure per trasformare l'elemento culturale in fattore di promozione territoriale. Il nuovo passo di questo percorso guarda tra l'altro all'Expo 2015 lungo l'asse Veneto-Lombardia, proponendo una partnership pubblico-privato che vede la Regione affiancata da una serie di realtà specializzate nella promozione di eventi e da un network, una rete, chiamato Ville Grand Tour, comprendente una ventina delle citate ville, alberghi di charme, hotel di Abone e Montegrotto Terme, alle porte di Padova, ed un museo, senza dimenticare la collaborazione con il QOA di Altavilla Vicentina per l'attivazione di un master in Business Administration del turismo culturale, con l'obiettivo di creare un brand internazionale. L'assessore veneto al turismo pone l'accento sulla qualità di questo comparto, alla scoperta di luoghi non sempre conosciuti. Le ville venete hanno una grande capacità di portare sul nostro territorio un turismo di qualità. Sono circa 200 le ville che ormai sono a disposizione dei turisti. Noi vogliamo favorire questa capacità del nostro territorio in occasione dell'Expo. C'è questa idea dell'asse Venezia, Padova, Vicenza, Verona in direzione Milano, che ha lungo questo asse un'importante presenza di queste ville attrezzate per accogliere i turisti. La strategia della Regione mira a portare in Veneto turisti di qualità, soprattutto nei periodi fuori stagione e anche verso quei territori meno conosciuti. Le ville venete che sono presenti in tutto il nostro territorio hanno questa caratteristica, quindi la Villa Veneta come elemento fondante delle nuove strategie di sviluppo turistico nel Veneto. Noi abbiamo cercato di fare squadra copiando il modello francese, non ci stiamo inventando niente, nel senso che, faccio l'esempio delle bollicine, quando i francesi devono aggredire un nuovo mercato ci sono molte etichette, però escono come champagne. La nostra forza è non muoverci in modo singolo, anche perché questo è tutto un progetto che vuole portare nel nostro territorio mercati stranieri. Questa è la mission. All'iniziativa è legata anche la promozione video in rete grazie al progetto interpretato da due noti personaggi televisivi. Tutto nasce dall'idea di Susi, quella di raccontare l'Italia al mondo. Quindi a questo punto proprio la collaborazione con la Regione ci ha permesso di poter andare sul territorio e raccontare delle esperienze di viaggio. Non è un'esperienza nuova? Non è un'esperienza nuova, ma è sicuramente un'esperienza diretta, quindi la testimonianza di personaggi noti televisivi che raccontano il loro viaggio, è la formula vincente poi di Turisti per Caso.